Ancora un paio di settimane e poi il Veneto avrà un nuovo piano di sanità pubblica per essere pronto in autunno se e quando dovesse esserci una recrudescenza del virus. Una programmazione che passa attraverso il rafforzamento del territorio e quanto fatto in questi mesi. Ci stiamo attrezzando bene, questo lo potete scrivere, anche perché noi non ci possiamo permettere di fare errori il prossimo giro. I 5 vecchi ospedali chiusi, che in pochi giorni sono stati riaperti e organizzati con 740 posti letto, non verranno dismessi. A quelli diamo un colpo di chiave e li teniamo lì, pronti per l'autunno. Non posso arrivare a ottobre con una reinfezione e aver smantellato queste strutture. Per quanto riguarda invece i Covid Hospital, smontiamo solo le terapie intensive, definiamole ingombranti, che sono quelle che abbiamo allestito nelle sale operatorie, ma lasciamo tutto il possibile e inimmaginabile, sia sulle intensive che sulle semi-intensive, addirittura lasciando anche dei reparti che non erano utilizzati a livello ospedaliero, già allestiti per il piano d'attacco. Anche le tende della protezione civile allestite all'esterno degli ospedali per il triage, laddove possibile, verranno smontate e messe a disposizione per eventuali altre future emergenze. Il Veneto dunque è pronto con un magazzino di 6 mesi. Il pronti via, il prossimo giro, sarà un pronti via con giro di telefonate. Abbiamo già 6 mesi di fabbisogno, 24 milioni e mezzo di mascherine già comprate, per cui noi abbiamo 6 mesi di fabbisogno. Attrezzati per affrontare una nuova fase di emergenza, con il Veneto che conta ad oggi 1918 vittime, una in più rispetto alla tragedia del Vajont. Il nostro Veneto ricorderà la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ricorderà il Vajont e il coronavirus. Nel frattempo i veneti si preparano ad un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità, perché da domani entrerà in vigore la nuova ordinanza che non prevede più l'obbligo delle mascherine all'aperto, salvo laddove non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza. Andare a passeggiare senza mascherina non è una illegalità, ma si può andare a passeggiare, a camminare, a fare attività sportiva, motoria senza mascherina. Mascherina anche in auto nel caso si viaggi con persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare. E la Regione adesso è al lavoro per la prossima ordinanza, ormai quasi ultimate le linee guida per le discoteche, pronte quelle per casinò e case da gioco e quelle per cinema e teatri. Non escludiamo di modificarle anche rispetto ad ulteriori novità che potremmo mettersi dentro in queste linee guida, quindi anche per avvantaggiare un po' di più un servizio che rischia di essere penalizzato. Il governatore è poi tornato a parlare degli spostamenti interregionali dal 3 giugno. Dobbiamo aspettare un DPCM che li regolamenti, spiega Zaia, che ha poi commentato la notizia di oggi della Grecia che da luglio riaprirà l'Italia, ma per i turisti in arrivo da 4 regioni, tra cui proprio il Veneto, sarà prevista la quarantena. Sappiano che non ci vedono più, punto, perché è inevitabile, no? Se ci chiudono in questa maniera la porta in faccia, a meno avessero chiesto informazioni, io dico, il Veneto è a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le carte. Poi magari se vogliono andiamo a fargli noi, chiamo il professor Crisanti, un giro di tamponi a casa loro e facciamo una prova.